Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares. Nella prima abbiamo avuto il Presidente del Confcommercio del Veneto Patrizio Bertini, in questa abbiamo il Vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo. Abbiamo parlato dell'emergenza ovviamente sotto l'aspetto del brutto tempo che è successo ieri a Padova e sul Veneto, abbiamo parlato della protezione civile, adesso do un'altra carica a Vincenzo Gottardo che forse è quella più pesante, e la provincia è anche responsabile del trasporto e lì qualche piccolo problemino c'è. Mi racconti un po', Gottardo? Il trasporto, il sistema del trasporto urbano ed extraurbano della nostra città è un tema che è anche molto attuale per le questioni che sono aperte nel rapporto e la gestione dell'ente di governo. L'ente di governo è costituito da Provincia di Padova e Comune di Padova, ed è l'ente di governo che gestisce il trasporto nel territorio tramite la ditta affidataria, cioè la ditta che ha vinto l'appalto per erogare questo servizio nel territorio della provincia di Padova, che è Bus Italia Veneto SPA. La nostra provincia ha 1187 km di strade provinciali, ma ovviamente il trasporto pubblico locale interferisce con una rete viaria molto più ampia, che è anche quella delle strade comunali, sia nel territorio della città di Padova, dove c'è il servizio urbano, sia in quello extraurbano, quindi in tutti gli altri 101 comuni della nostra provincia. Ultimamente appunto ci sono dei problemi, anche delle trattative in corso con Bus Italia. Il problema principale in questo momento è la mancanza di autisti. La mancanza di autisti che ovviamente mette a rischio le corse, mette a rischio la puntualità delle corse, ma anche proprio l'effettiva percorrenza delle corse, perché appunto essendo in pochi, se capita che un autista si ammala, cosa che questa stagione è anche assolutamente possibile, non c'è chi lo sostituisce. E quindi in quel caso purtroppo succede che adesso Bus Italia ha aperto dei bandi che sembra non siano andati particolarmente bene come affluenza di iscritti per partecipare a questo bando. Io ho più volte sollevato la questione che a mio avviso poche persone si affacciano a provare a fare questo lavoro, perché è un lavoro che effettivamente ha un reddito, uno stipendio molto basso. Bus Italia fa riferimento al contratto nazionale di Trenitalia, perché Bus Italia è una costola di Trenitalia, e per cui il contratto viene dato lo stipendio previsto per contratto con Ferrovie dello Stato. È uno stipendio basso e soprattutto è uno stipendio equiparato a poco meno di 1.300 euro. È uno stipendio che ovviamente trova una grande differenza tra lo stesso stipendio che percepisce un autista della Regione Campania rispetto a un autista della Regione Veneto. Il costo della vita è diverso in Campania piuttosto che in Regione Veneto, e quindi porto degli esempi assolutamente di riferimento, e quindi è un lavoro poco appetibile. Dei 20 autisti che dovrebbero essere assunti entro la fine di quest'anno e dei 50 promessi per l'anno prossimo, temo che Bus Italia non riuscirà a garantire questi numeri. Bisogna cambiare rotta, allora qualcuno ha fatto presente a chi di dovere... Certo, sì, poi queste sono... La risposta qual è stata? No. Sono politiche... Uno praticamente che è un macchinista di treni prende 1.300 euro? E queste sono
dinamiche interne dell'azienda, e quindi poi noi le come festività, gli orari certo, serali, noi come ente di governo non entriamo poi nelle dinamiche o nelle questioni interne. no, però Ecco, come ente di governo noi dobbiamo garantire il servizio, dovete garantire il servizio. e non soltanto il servizio e basta, ma anche la qualità del servizio. Per esempio nella giornata di ieri, che è stata una giornata di pioggia, abbiamo avuto fenomeni anche di qualche segnalazione che ci è appunto arrivata, anche di malfunzionamento sia del rispetto degli orari e del rispetto delle corse previste nel territorio, e anche insomma di qualche segnalazione anche di perdita di acqua all'interno dei mezzi. Quindi insomma ecco, il nostro compito sarà un mezzo obsoleto perché entri acqua. Certo, ci sono alcuni mezzi che nel territorio. Io vedo qualcuno che è mezzo pendente, che non sembra che sia del. Entro la fine dell'anno. Mentre vedo il tram che è sempre pieno di gente. Sì. Quello non so, quello lo vedo sempre con molta gente all'interno, quello ha una funzionalità perché rispetta gli orari, rispetta tant'altro, insomma. Però al di là di questo, Vincenzo, bisogna risolvere questo problema perché oggettivamente e obiettivamente la città, la popolazione ha bisogno ovviamente, e quindi bisognerà pur che qualcuno faccia qualcosa. Sì, adesso noi abbiamo raggiunto un buon accordo con l'azienda, che intanto sta assicurando, e devo dire che i risultati ci sono, sta assicurando che tutte le linee extraurbane siano garantite nelle modalità e negli orari previsti. Questo è molto importante perché, direttore, lei capisce che un comune che è distante dalla città di Padova 30, 40, 50 chilometri e i ragazzi prendono quella linea per esempio per venire a scuola, ci sono comuni che hanno 1-2 corse al giorno. Quindi noi dobbiamo innanzitutto garantire quell'unica corsa o quelle solo 2 corse al giorno, certo, rispetto magari a una linea urbana dove c'è un autobus ogni 15 minuti. Io non posso altro che chiedere, quindi cosa farete? E quindi intanto abbiamo garantito e messo al sicuro tutte le linee extraurbane, che sono quelle che portano alla città studenti, lavoratori. E adesso dobbiamo perfezionare con l'azienda anche tutta questa serie di altre criticità che ci sono. Personale. Certo che è un problema, cioè la mancanza di autisti, noi la segnaliamo, noi la denunciamo da un po' ed è uno dei problemi importanti che ha l'azienda, ma noi siamo ente di governo e l'azienda deve risolvere i problemi interni. L'ultima, poi andiamo negli eventi, abbiamo molte cose a chiedere, ci vorrebbero 8 ore di trasmissione, invece ne abbiamo 3/4 d'ora abbondante, forse un'ora, e quindi devo chiedere molte cose. E poi la terza è la scuola. Anche la scuola fa parte un pezzo importante della provincia, come sta andando sotto l'aspetto manufatti, ovviamente scuole da ristrutturare, da sistemare, da rendere a norma. Certo, a parte il fatto che c'è un collega bravissimo che è Luigi Bisatto, che segue appunto tutto il comparto delle scuole, ma con il quale condividiamo insomma regolarmente tutte le decisioni con il Presidente e tutte le progettualità future. E il sistema scolastico padovano è un sistema molto complesso. 37 istituti scolastici di Padova e provincia fanno riferimento alla provincia di Padova, 37 istituti scolastici distribuiti in 64 plessi, quindi sono numeri importanti per una popolazione che si aggira poco più di 50.000 studenti che ogni giorno raggiungono le scuole. Quindi insomma sono numeri importanti, numeri che rappresentano insomma una fetta di popolazione e quindi a cascata anche una gestione molto importante. La provincia di Padova sta facendo delle scommesse epocali sulle scuole. Primo e non ultimo voglio ricordare il grande progetto, ambizioso progetto del Selvatico, che a breve appunto troverà realizzazione e vedrà appunto fiorire uno degli angoli più belli, più prestigiosi della nostra città, ma che ha formato intere generazioni e che è in qualche modo insomma è diventato storia proprio perché è entrato a diritto nella vita di tantissimi professionisti che oggi lavorano e vivono nel nostro territorio, ma poi tutte le scuole, ovviamente ogni scuola ha una sua storia, perché le scuole del centro storico della città hanno delle caratteristiche, hanno delle problematiche, gli istituti tecnici
hanno altre caratteristiche e altre problematiche. E i licei e le scuole satellite nelle città della provincia hanno altre questioni e la scuola, mi creda, va a pari passo a un fortissimo legame con il trasporto pubblico locale, perché laddove ci sono scuole ovviamente ci sono servizi da erogare e uno dei servizi principali delle scuole è quello di garantire agli studenti di arrivarci a scuola e di andare a casa dalle scuole. Quindi il trasporto pubblico locale deve in qualche modo rispondere alle esigenze che ha la scuola. Ma se io dovessi fare un'analisi delle esigenze e delle caratteristiche, ed è giusto che sia così, delle nostre 64 scuole che abbiamo in tutto il territorio della provincia di Padova, sono completamente diverse l'una dall'altra. Funzionano bene? Funzionano bene. Questa è la Abbiamo un sistema scolastico sia per quanto riguarda i programmi scolastici, ma quella non è materia mia, ma per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione, che direi. Poi chiaro, ci sono le giornate eccezionali, i momenti eccezionali in cui è chiaro ed è anche insomma capibile che ci possono essere delle sbavature, delle imperfezioni, dei problemi, ma a quelli insomma si cerca sempre di far fronte in linea di massima. Il nostro sistema funziona Andiamo bene. nel titolo della trasmissione, Reti Eventi, perché la provincia, ne abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti, organizza degli eventi in tutti, non in tutti, forse già, però in parecchi comuni della provincia di Padova, eventi molto belli, molto particolari. Adesso vi faccio vedere anche in grafica ovviamente se arriva, dovrebbero arrivare, quello che succede appunto nei vari paesi, e la provincia negli ultimi anni si è andata a fare anche sotto questo aspetto, nel periodo anche pre-Covid, subito dopo il Covid, insomma si è andata a fare, perché comunque l'organizzazione della provincia sotto un aspetto di spettacoli, definiamoli così, di vario genere, di vario tipo, sia importante. Rete Eventi è un programma molto ambizioso. Dovremmo avere la locandina fra poco. Prego. Rete Eventi è un programma molto ambizioso, è un programma anche questo che è entrato... Eccolo, mi scusi Gottardo, sì. poi se andiamo pure avanti, poi le vediamo, chiedo a Marco o a Lucia in regia di poterle vedere. Qui per esempio c'è l'evento delle favole d'arte, ad ogni locandina c'è anche ovviamente l'orario e dove si svolgeranno questi eventi. Se riusciamo ad andare avanti con le grafiche magari riusciamo a farle vedere, no, dobbiamo farle sparire di volta in volta. E quindi stavo dicendo, le interrompo quando vediamo la locandina, in modo tale che diamo anche la bellezza e la forza di questo ambizioso progetto che è Rete Eventi è che riesce a mettere insieme la diffusione della cultura, e questa è una cosa importantissima, e con i territori. E per cui c'è una grandissima simbiosi tra, che arrivano, vede per esempio il teatro dei filodrammatici ad est, e poi se andiamo su dovrebbe scorrere quella locandina, brava la regia, vede più o meno ci sono i vari programmi, i vari eventi che vengono organizzati ad est, questo poi vedremo nelle altre locandine, c'è anche Natalino Balasso, guardate, l'ho visto ora in gennaio, quindi davvero il Cyrano di Bergerac, quindi davvero Martino con sorpresa, davvero degli eventi molto belli da seguire. Prego, sì, man mano poi vedremo con, eccolo che qui abbiamo, non riesco a vedere cos'è questo, c'è Giuseppe Verdi, sicuramente musica classica presumo, no? Qui, San Giorgio in Bosco. Andiamo su e giù perché qualcosa bisogna pur fare su questa locandina per capire l'evento, se la regia mi è di aiuto. Eccolo lì, perfetto, siamo partiti un po' in alto. Ludwig van Beethoven, dunque c'è praticamente musica classica, vari eventi, vedete nel riquadro piccolo c'è ovviamente il paese dove si svolge l'evento e praticamente copre parecchio, i vari eventi coprono parecchi paesi della provincia di Padova. Continuiamo pure mentre Gottardo ci spiega il tutto. Dicevo appunto che la bellezza e la forza di questo ambizioso progetto che è Rete Eventi è quella di mettere insieme la cultura proposta nei vari territori della nostra provincia, quindi esaltandone anche la bellezza e le pluralità del nostro territorio, perché c'è stata un'attentissima analisi proprio di mettere in piedi le più svariate opere, dal teatro alla musica, al canto,
ai racconti, e anche in territori che siano peculiari e rappresentativi della nostra provincia. Io ho frequentato, Ecco, per esempio, vediamo anche concerti a turno, brava la regia che riesce man mano a farmi vedere tutte le locandine. Questo ovviamente riguarda il concerto con l'aperitivo, vari eventi, adesso io non li conosco personalmente, però nel vedere ovviamente questa locandina potete leggerla, potete trovarla sul sito della provincia e potete ovviamente andare a vedere. So che sono venuti le nostre missioni degli organizzatori, di chi ha fatto proprio sotto l'aspetto di artista questi eventi e vengono accolti con molto successo, molto graditi molto, insomma, perché sono molto belli. Prego. Sì, assolutamente sì, perché poi c'è anche molta qualità. E alcuni eventi sono eventi di grande portata che richiamano artisti. Fammi vedere a Campodoro cosa c'è, l'ultima, visto che abbiamo l'ex sindaco di Campodoro. Le favole, c'era un racconto No, di eccolo favole. qui, bentornato Gigli, è proprio quello sotto Campodoro, al Mar Teatro, giusto? Sì. Perché è molto distante, sabato Sì. 26 novembre, quindi Sì, sabato prossimo. sabato prossimo nelle scuole Montessori di Campodoro. Ecco, alle 20:45 chi è di Campodoro può andare a vedere quell'evento lì. Certo. Infatti, ecco, questo ne è l'esempio. Dicevo appunto che Rete Eventi richiama artisti di fama nazionale, perché sono arrivati nella nostra città e nella provincia artisti anche molto importanti, ma anche molto belli artisti locali, per permettere la diffusione anche della cultura locale, quindi mettere diciamo, a conoscenza del pubblico anche le caratteristiche che ci riguardano anche più da vicino. Quindi un programma a cui i nostri comuni hanno risposto con tantissima energia, con proposte assolutamente di altissimo livello, e siamo veramente fieri anche quest'anno di questo palcoscenico così importante che da aprile-maggio e adesso ancora fino ormai alla fine dell'anno ha popolato e ha arricchito il nostro territorio. Nella stagione precedente credo ho avuto appunto ospite proprio gli artisti, quelli che abbiamo fatto delle trasmissioni molto belle perché hanno fatto un po' anche di attività anche in questo studio, e quindi si è fatto vedere cosa riescono a fare. Ed è una bella iniziativa questa della provincia, che mi auguro continui e proseguirà anche negli anni a venire. Ce lo auguriamo anche noi, la volontà della provincia c'è assolutamente tutta. Qui dobbiamo anche dire che è molto importante anche il contributo della Regione Veneto, il contributo della Fondazione, per cui per realizzare non si è mai da soli quando si organizzano progetti di questa portata. Ci vogliono anche i soldini, si dice certo, così, certo, per cui noi ci auguriamo sempre che insomma, noi ci siamo, mettiamo a disposizione tutte le nostre energie, tutti i nostri uomini e donne che ovviamente sono, che fanno parte, che rappresentano l'ente anche poi operativamente, perché noi lo rappresentiamo dal punto di vista istituzionale, quindi l'immagine dell'ente, ma poi ci vuole anche tanto chi lavora, e devo dire che i nostri oltre 200 dipendenti dell'ente, insomma, sono 200 dipendenti che in tutte le deleghe che noi abbiamo e nelle funzioni principali a cui noi assolviamo ogni giorno, senza questi uomini e queste donne che operativamente si impegnano ogni giorno, la provincia non esisterebbe. Ecco, una provincia che sembrava, anzi è stata un po' bistrattata, perché sembrava dovesse uscire dal panorama politico, invece qualcuno si lamenta e addirittura dice sarebbe meglio avere le province che la regione. È d'accordo con questa analisi, Gottardo, visto che lei ci lavora e ci vive all'interno? Ma io ritengo che la provincia, ed è anche stato dimostrato nei fatti, insomma la provincia è assolutamente necessaria, perché la provincia è vicina al territorio. La regione del Veneto ha 570 comuni. Io capisco che la regione del Veneto non sia facile essere operativamente vicini a tutti i comuni della regione, e per cui la funzione delle province del Veneto, ma come di tutte le province d'Italia, è quella di essere nel territorio, vicini ai comuni, in assistenza tante volte ai comuni più piccoli, e per cui la funzione è una funzione che si è tentato di dire e di dimostrare che non fosse fondamentale, ma i fatti lo hanno ben fatto capire. L'emergenza del Covid ha attribuito responsabilità, attività e funzioni alla provincia oltremodo, e di fatti è all'esame del ministro Calderoli la proposta di legge, che con ogni probabilità verrà approvata nel 2023, che darà sicuramente nuovo
nuova linfa vitale e riformerà le province così come sono oggi. Sì. Senta, in conclusione, Gottardo, lei è stato sindaco di Campodoro, che esperienza è stata? Io sono stato vice sindaco di Campodoro, è stata un'esperienza molto bella perché... Chissà perché mi viene sempre da dirle, l'ho già detto, devo aver fatto già questa gaffa con lei, perché l'ho detto un'altra volta sindaco, non so, l'impressione a me che era il sindaco di Campodoro. No, io sono stato vice sindaco. Ho conosciuto più lei che il sindaco di Campodoro, allora, mettiamola così. Che era un amico ed è tuttora un grande amico, che è Massimo Lamina, era il sindaco di Campodoro, e per chi ha la passione politica e a chi piace veramente amministrare la cosa pubblica, l'esperienza nel comune, nel proprio comune di residenza, è la più bella esperienza che si possa fare, perché è laddove intanto si impara tantissimo e la scuola è fondamentale, imparare facendo è fondamentale, e poi è laddove hai veramente rapporto con il cittadino, perché il cittadino ti conosce direttamente, viene a tirarti la giacchetta quando le cose non vanno e ti dice che sei bravo quando le cose vanno, ma quando intendo le cose non vanno tutte, dalla lampadina del lampione che non funziona, alla buca sulla strada, al problema sul cancello delle scuole pubbliche, quindi vivi veramente la dimensione dell'amministrare il tuo territorio. Poi insomma la passione politica si trasforma anche in guardare avanti e quindi in fare esperienze nuove. Vice Campodoro, vice in provincia, quando diventiamo primo? Io sono destinato a restare sempre... No, si impegna, sta ovviamente mettendo a disposizione il tempo, l'esperienza, tant'altro, le buone capacità, le belle capacità. Ma guarda, nella vita ho imparato a non fare mai troppi programmi, perché poi la vita è anche imprevedibile, quindi dall'oggi al domani ti dà anche delle soddisfazioni, ti apre delle porte che tu pensavi che non si aprissero mai. Se penso la mia esperienza di quando sono diventato consigliere provinciale, mi ero candidato lungi da me nel pensare che potessi essere eletto consigliere provinciale, ma era stata insomma un'esperienza per provare anche delle esperienze nuove con le campagne elettorali, quindi misurarmi con un territorio più grande, e al primo colpo, quando mi sono candidato, sono anche diventato consigliere provinciale. Quindi nella vita insomma ho imparato che troppi programmi o troppe scommesse non si fanno, si vive la vita con il proprio bagaglio di conoscenze. Io poi penso, sono famoso perché chi mi conosce sa che il mio detto è sempre che la vita è una ruota, che torna sempre indietro quello che dai, per cui io penso che comportarsi bene, fare con responsabilità... non sempre. Non sempre, però insomma in linea di massima io penso che se si è corretti, se si fanno bene le cose, se si gestiscono bene le cose, soprattutto quando le cose non sono soltanto tue, ma sono anche degli altri, io sono più vecchio di lei, dico non sempre. Delle volte è proprio l'opposto, Gottardo, purtroppo, ahimè, purtroppo è quello bravo che merita. Vabbè, o forse perché è troppo bravo fa paura, perché anche il troppo bravo fa paura, sai com'è? Se arriva uno troppo bravo all'inizio ed entra come un vulcano all'interno di qualsiasi parte, è visto, deve entrare e diventare vulcano in un secondo momento, allora lì... però questa è una teoria che condivido, perché insomma ci vuole un po' di pazienza, l'ho provata, e io le auguro davvero in bocca al lupo, perché so che ci tiene, so che poi è anche all'altezza di farlo, quindi grazie, per la sua futura politica un in bocca al lupo. Grazie Vincenzo Gottardo di essere stato con noi. Noi chiudiamo ricordandovi l'appuntamento della settimana prossima di Primus Inter Pares, con ovviamente un altro ospite. Buona serata.